Inaugurata la nuova piazza Indipendenza a San Donà di Piave, festa con paracadutisti e fanfara dei bersaglieri. Il sindaco Francesca Zaccariotto si commuove, ma rimane l'eco delle polemiche su costi e tempi dell'opera. È l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben trovati in primo di Venezia. Un anno dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione è stata riaperta quest'oggi Piazza Indipendenza a San Donà di Piave, una festa spettacolare, il sindaco Francesca Zaccariotto commossa, ma l'eco delle polemiche sui tempi e sui costi rimane. Vediamo. Oggi per San Donà è un giorno speciale, perché la piazza principale, a 150 anni dalla sua costruzione, ritorna alla sua funzione originaria. Piazza Indipendenza, un anno dopo, basta traffico, basta auto, per la prima volta la città ha un suo centro vero. E se il sindaco di San Donà di Piave si commuove è perché in questi 12 mesi il cantiere dei lavori è stato bersaglio di feroci critiche, prima di tutti i commercianti, prigionieri delle transenne. Il primo cittadino si lascia alle spalle mesi difficili con una giornata di festa spettacolare, a partire dai 4 paracadutisti che si lanciano sulla piazza prima del taglio del nastro. La piazza si apre, i cittadini la attraversano per la prima volta e già si dividono tra chi guarda le fessure che mettono i tacchi a rischio e chi apprezza le novità. Forse mancherà più parcheggi. Sì, molto bella. Lei per femmine i tacchi non so se è bella. Non veniamo in tacchi. Vi piace? Sì, bella. Meglio di prima. È bella e anche costa. Bellissima. Intanto l'UDC continua a attaccare la giunta sui costi dell'inaugurazione, troppi 20.000 euro in tempi di crisi. Tutti criticano e se dovessimo seguire la critica saremmo tutti fermi, se ogni cosa che facciamo ci viene demolita dall'opposizione, ma quando poi vanno al governo in tutti i 30 anni di storia di questa città non hanno mai saputo fare niente. Parliamo di un'altra inaugurazione, quella che è avvenuta quest'oggi a San Donà di Piave. San Donà di Piave è la nuova Piazza Indipendenza, insomma anche lì naturalmente si cambia il volto appunto della città. È con noi Francesca Zottis, come dicevamo, segretario del PD del San Donatese, che era anche lei alla festa ovviamente, certo, per la inaugurazione. Allora, c'erano state tante polemiche in precedenza, però insomma è stata una bella festa e c'è una bella piazza. Insomma, la festa è stata bella, poi sulla bellezza e il gusto estetico ognuno insomma giudicherà se piace o se non piace. Sicuramente è uno spazio nuovo che si crea a San Donà, uno spazio che speriamo venga riempito poi anche da azioni di ricreazione sociale all'interno della città. Non abbiamo mai contestato la pedonalizzazione della piazza, abbiamo contestato l'entità di spesa, le modalità di realizzazione, continuiamo a dire che rispetto diciamo, a quanto speso probabilmente il costo e beneficio non hanno paragone. L'amministrazione ha scelto delle priorità che andavano soprattutto nella direzione delle realizzazioni di grosse infrastrutture, dell'urbanistica, tutte cose che hanno dei loro benefici. Secondo noi i costi subiti dalla città sono eccessivi, probabilmente dovrebbe riproporzionare meglio le priorità investendo anche maggiormente su quello che è la coesione sociale, su quello che è la promozione culturale, su quello che è la promozione territoriale ed economica. Queste sono le critiche e le proposte che il Partito Democratico ha sempre fatto e che ad oggi, festeggiando insieme all'amministrazione la piazza, continua a fare. Non siamo voluti uscire pubblicamente sulla stampa come fatto da altri perché crediamo che oggi sia un momento di festa. Al momento giusto i bilanci dovranno essere fatti.